Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon martedì 2 giugno, oggi è una giornata particolare di festa, è la giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana e si festeggia proprio il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946. Noi siamo felici di condividere ogni giornata con voi, anche le giornate di festa, che diventano come sempre motivo di condivisione. Noi oggi viaggeremo, andremo a Taormina da uno dei nostri tre ideatori del progetto della grande realtà di Io Compro Siciliano, e poi avremo la nostra ospite. Invece ci sposteremo a Cammarata, a Agrigento, per conoscere una grandissima realtà imprenditoriale, e ancora di più daremo valore, come sempre, a quello che sosteniamo dal primo giorno di percorso insieme di Io Compro Siciliano, che è quanto importante sia essere insieme, costruire rete e soprattutto dare un senso anche sociale a quella che sono le scelte imprenditoriali. Noi oggi, proprio con la nostra ospite, parleremo di quanto è importante dare anche un segno importante sociale, di conferma di valori che sapete essere fra gli aspetti fondamentali di quello che è Io Compro Siciliano. Noi iniziamo ogni puntata in questo modo e devo dire che, permettetemi anche di giocare un po', vorrei dedicare questo momento che noi facciamo ogni giorno dedicato ai nostri grazie a due persone nello specifico. Vorrei dedicarlo a Francesco Caravello, che è uno dei tre ideatori insieme a Giuseppe Giorgiani e a Davide Morici del progetto Io Compro Siciliano, e poi a Claudio Meli, che fa parte tra l'altro anche lui della nostra meravigliosa squadra di lavoro, perché proprio ieri in Aperitivo Social, che è il nostro appuntamento quotidiano delle 18, hanno voluto, forse un po' perché contagiamo con il nostro grazie, aprire la loro trasmissione in questo modo. Quindi permettetemi anche oggi, come sempre, grazie 233.023 volte grazie. Grazie sempre, grazie ogni giorno. Noi continuiamo ad andare avanti. Devo dire che questo giugno sarà un mese veramente speciale, perché si stanno concretizzando i progetti, sapete, i tre punti fondamentali di cui tanto parliamo, e di cui tanto parliamo soprattutto nelle rubriche curate dai tre ideatori di Io Compro Siciliano. Oggi in maniera eccezionale abbiamo proprio voluto cadenzare la nostra appuntamento in maniera eccezionale, perché non abbiamo avuto modo di vederlo nello scorso fine settimana, e quindi lo facciamo proprio oggi. La rubrica è il chiedimi pure, e come sempre abbiamo i consigli validissimi di Giuseppe Giorgianni. Ecco qui. Ciao, buongiorno a Trovato. tutti. Ciao, buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica, buon 2 giugno. Giuseppe Giorgianni, insieme a Francesco Caravello e insieme a Davide Morici, sono ideatori di Io Compro Siciliano. Dicevo, dottor Giorgianni, quanto importante sia questo mese, perché devo dire che questo è un mese veramente importante, perché avremo delle date fondamentali, che saranno proprio le date nelle quali si realizzeranno molti dei progetti di cui abbiamo parlato in questo mese e mezzo insieme. Nello specifico facciamo subito questo saluto a Francesco Caravello, lo vedo già, il primo messaggio che arriva ed è buongiornissimo, ma che bella t-shirt. Sì, prima di iniziare a parlare di internazionalizzazione, perché diciamo sempre quanto è importante che voi portiate
la vostra esperienza professionale all'interno di Io Compro Siciliano, però avete visto, stiamo per arrivare perché anche le nostre mise, vedete, abbiamo delle bellissime t-shirt di Io Compro Siciliano, tra l'altro firmate da artisti meravigliosi. Guardate che meraviglia, vi diremo a giorni cosa accadrà. Io intanto ho cominciato ad indossarle, ma adesso entriamo nel vivo invece. Il saluto va Assolutamente, Sì? volevo precisare che queste splendide magliette potranno essere acquistate proprio tra un paio di giorni, ecco, quindi direttamente online, ma comunque lanceremo tutto tramite i nostri mezzi di comunicazione. Naturalmente tu accennavi, ti rubo 2 minuti solo perché accennavi a qualcosa che lanceremo proprio nel mese di giugno e saranno il portale, il marketplace più grande del Made in Sicily che si abbia mai avuto e il portale unico per il turismo. Quindi questi 2 appuntamenti verranno proprio lanciati proprio nel mese di giugno, tra qualche settimana. E non vediamo tutti l'ora, stiamo lavorando veramente 14 ore al giorno abbondanti proprio per poter finire prima possibile. È un lavoro grande, un lavoro immenso perché comunque realmente stiamo cercando di progettare un qualcosa che non si è mai visto, che copre e comprende settori più svariati, quindi dall'eccellenza economica famosa in tutto il mondo della sicilianità, ma anche agli altri settori. Quindi questo ci ha portato a perdere del tempo, tra virgolette, perché realmente il tempo è sempre un qualcosa che praticamente lo recuperi. Nel senso che quando vuoi veramente creare un qualcosa di importante, di grande, il tempo ci vuole, perché il tempo necessario ci vuole perché è importante fare tutto al meglio e quindi questo stiamo facendo. E ne approfitto per ringraziare tutti i ragazzi che stanno lavorando dietro le quinte, quello è importante perché realmente lavorano con passione e con orgoglio di portare avanti questo progetto. E devo dire è davvero una grande, bella squadra, anche perché avete cercato una cosa che non è poi sempre, che non sempre accade, Giuseppe Giorgiani, è proprio il fatto di portare immediatamente quello che voi avete utilizzato, la politica del fare. E quindi è partito il progetto, ma la verità è che immediatamente siete andati dritti per quello che era la concretizzazione di quelle che poi erano le idee. A maggior ragione che sin da subito voi avete detto per noi è fondamentale questo peso della responsabilità. Cioè noi sentiamo che questo grazie che noi diciamo tutti i giorni, quando diciamo grazie, ha un peso specifico, perché noi diamo risposte, cioè la concretezza nella progettazione, questo è fondamentale. Voi devo dire in questo siete stati e siete eccezionali. La squadra è molto bella e noi siamo assolutamente tutti insieme pronti per far rialzare la nostra meravigliosa economia e soprattutto cercare quello che dite voi sempre, no? Di proiettare il nostro Made in Sicily a livello nazionale ed internazionale. Noi adesso entriamo subito nel vivo dell'intervista, però ci sono i nostri saluti. Allora, Gaetano Cerasa, buongiorno. Giusy Giarrusso, buongiorno a voi grandi. Gaetano Cerasa, tra l'altro, scrive da Londra. Ciao Gaetano. Fausta in Travaglia, la nostra Alessia Smile and Food, buongiorno anche a te, meravigliosa Katiuska, t-shirt fantastica, la voglio anche io, assolutamente, assolutamente. Giovanni Bilitteri, buongiorno a tutti. Amalia Lopinto, buongiorno, cara e felice giornata a tutti. Francesco Caravello, buongiorno, Ciccio. Amalia Lopinto, Selina Alcala, lei scrive dalla Francia se non erro, bonjour, sempre un piacere ascoltarvi, la maglietta poi la voglio e quindi Selina aspetta questi giorni perché ci siamo quasi. Ed ancora Giusy Giarrusso, state veramente creando qualcosa di importante, dice Giusy, io ci credo. Sempre Alessia Smile and Food, buongiorno ai fantastici Katiuska, Peppe, Giorgianni, Ciccio e Davide.
il pop-up di Io Compro Siciliano cresce sempre di più, forza, possiamo farcela e ripartire tutti insieme. Assolutamente sì, Alessia, grande Alessia, noi siamo pronti. Bene signori, in questa giornata abbiamo eccezionalmente fatto cadenzare la rubrica del chiedimi pure. La vostra esperienza è tanta, nello specifico Giuseppe Giorgianni è un manager esperto in internazionalizzazione. Io oggi cedo immediatamente la parola, proprio per quella che è la grande esperienza in internazionalizzazione, quelli che sono gli eventi internazionali. Io vorrei parlare un po' di quello che accade, nel senso l'export, e poi soprattutto ci sono strategie alternative ad eventi importanti per le aziende come gli eventi fieristici? Giuseppe Giorgianni. Sì, sicuramente sì, e l'internazionalizzazione realmente delle imprese ha avuto uno stop brusco durante questo problema del coronavirus. E questo ha provocato la cancellazione o il rinvio di molte esposizioni fieristiche, conferenze a livello mondiale, minacciando un settore, quello proprio delle manifestazioni fieristiche, che dal valore globale, pensate, di 2,5 trilioni di dollari, quindi veramente girano tanto business proprio attorno a questi eventi. E anche per le aziende, per le molte realtà aziendali, la partecipazione ad eventi fieristici rappresenta una delle poche, se non l'unica, strategia di sviluppo internazionale. E proprio ho pensato oggi di affrontare questo problema proprio perché è un problema che hanno avuto tantissime aziende, sono state cancellate veramente tante fiere. Io per esempio una delle mie aziende doveva partecipare ad uno degli eventi più importanti a livello mondiale per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, che è una fiera che si svolge a Berlino, e anche quella è stata cancellata, e quindi tutto il comparto comunque ha avuto sicuramente dei rallentamenti che si protrarrà nel tempo. E quindi io oggi volevo dare alcune alternative, esporre alcune possibili alternative che possono essere adottate per mantenere proficui rapporti d'affari o comunque per crearne nuovi. Sicuramente una cosa da fare è quella di investire, io non finisco mai di dirlo questo, in attività di digital marketing. Purtroppo proprio il problema del coronavirus ha fatto emergere questo enorme strumento che ormai è indispensabile e che è il digital marketing, quindi fare marketing attraverso internet. Proprio l'altro giorno leggevo una ricerca condotta dal Centro di Ricerca Mondiale del settore fieristico, che ha dimostrato che le aziende che operano nei canali di vendita B2B e che partecipano normalmente alle manifestazioni fieristiche in genere destinano il 40% del loro budget proprio alle fiere di settore, mentre l'8% lo destinano al marketing online. E quindi comunque questa tendenza realmente in questo momento dovrebbe essere trasformata, cioè si dovrebbe prendere quel 40% e non dico tutto riversarlo sul digital marketing, ma buona parte. Perché? Perché è un momento proprio necessario per incrementare la propria visibilità ed affinare le strategie promozionali proprio sul web, adottando comunque alcuni anche accorgimenti per migliorare proprio il web. Uno di questi esempi può essere sicuramente ed è migliorare i contenuti sul web. Assicuratevi in questo caso che il sito web contenga le giuste comunicazioni aziendali, l'ottimizzazione dei motori di ricerca, quindi delle strategie di SEO per portare il sito internet, e quindi che rappresenta in questo momento la vostra immagine nel mondo proprio ai livelli più alti possibili, e questo si può fare proprio e solo attraverso l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Innovare sicuramente contenuti di marketing, per esempio con virtual tour nelle aziende o
o attraverso, diciamo, approfittando del momento particolare per creare idee di nuovi post o di argomenti da inserire nei blog o da inserire nelle newsletter che vengono inviate ai partner commerciali. Sicuramente incrementare, io consiglio di incrementare i comunicati stampa e gli articoli, quindi appunto incrementare o creare un blog aziendale dove mandare in continuazione dei consigli, progettare e quindi in questo momento che siamo fermi potremmo sicuramente spendere un po' di tempo in più proprio per creare, per progettare nuovo materiale di marketing, quindi creare delle nuove presentazioni aziendali. Per esempio una cosa che ecco, noi con l'altra mia società di digital transformation che stiamo facendo sono e veramente ce l'hanno chiesto in tanti, le storytelling fatte con dei video animati. Questo potrebbe essere un'idea molto molto diciamo ottimale in questo momento, perché realmente ti dà la possibilità di presentarti alla gente solamente creando un video animato e mandandolo direttamente a possibili comunque clienti. Sicuramente si dovrebbe ottimizzare il coinvolgimento sui social media e creare anche dei contenuti multimediali che poi possono essere ottimi e validi nelle prossime manifestazioni fieristiche quando ce lo permetteranno. Sicuramente un altro aspetto è quello di cercare di organizzare degli incontri ed eventi virtuali. A causa delle restrizioni sicuramente che limitano i nostri contatti sociali, vedono anche l'organizzazione anche di riunioni, molto spesso si fanno delle riunioni a livello internazionale e questo in questo momento non è possibile. Quindi in questo caso è fondamentale trovare delle attività alternative, cioè a livello digitale, che possono comunque consentire da remoto la realizzazione proprio di conferenze, presentazioni aziendali, promozioni di vendita. E qui, anche qui, per esempio, vorrei dare dei consigli. Molto spesso magari si pensa alla differenza che c'è tra lo stare dal vivo a parlare con una persona o stare dall'altro lato al PC, davanti al PC o davanti a un telefonino. Diciamo che le tecniche da adottare sono a mio parere uguali. Per esempio io consiglio sempre a tutti durante i miei webinar di impostare il giusto tono, quindi dare un benvenuto con un tono particolare oppure richiamare alcune risposte nel momento giusto, proprio come se fossi proprio lì face to face. Sicuramente prevedere una sezione di domande e risposte, questa è importantissima perché comunque dai sempre la possibilità di un dialogo che sì è virtuale ma lo rende ancora più reale. Sicuramente una cosa, gli ultimi due punti e ti lascio la parola nuovamente. Per esempio una cosa molto importante è quella di creare dei sondaggi. In questo momento per esempio sarebbe importante creare dei sondaggi, mandarli a possibili clienti e farsi rispondere e naturalmente e quello lo consiglio sempre sia con le fiere sia con gli eventi face to face ma anche in modo virtuale, raccogliete sempre i feedback sono un elemento essenziale per poter raccogliere dei dati e quindi profilare i vostri possibili clienti e quindi renderli maggiormente operativi. Dottor L'ultima Giorgiani, io cosa purtroppo a proposito devo necessariamente interrompere, poi appunto ridò subito la parola, perché a proposito di feedback è importante perché io stavo leggendo adesso dei messaggi, per esempio questo di Stefania Caccamo. Stefania Caccamo dice: buongiorno, io compro siciliano, potete leggerlo anche in sovraimpressione. Perché non pensate ad una fiera a marchio Io Compro Siciliano che possa diventare contenitore di aziende d'eccellenze siciliane da promuovere nel mondo? Devo dire che durante chiaramente questo intervento una riflessione così da parte della nostra amica ci fa piacere. Effettivamente potrebbe anche essere un importante appuntamento da organizzare.
Ancora il Faraone Ma Palermo. possiamo dire che tra l'altro Sì. già abbiamo, volevo dirti, proprio volevo rispondere alla signora Caccamo, proprio che ci abbiamo pensato, anche questo rientra nelle progettualità future. Sicuramente Io Compro Siciliano parteciperà a diverse fiere internazionali, stiamo già dialogando con la fiera di Shanghai, che è una delle fiere più importanti che si svolgono a livello mondiale, perché comunque la Cina è veramente un mercato grandissimo, e stiamo dialogando proprio per ottenere uno spazio grande, uno spazio di circa 150-200 metri quadri, proprio per poter esporre i nostri prodotti col marchio Io Compro Siciliano, ma soprattutto per fare degli show cooking, cioè per far realmente assaggiare, quindi testare ai possibili clienti, in questo caso cinesi, proprio le nostre prelibatezze. Quindi non è, ma lo vogliamo fare anche a livello italiano sicuramente. Però ecco, questa ve la do in anteprima. Io spero che il problema coronavirus vada al termine. Un altro anno proprio a giugno, si svolge la prima settimana di giugno questo evento, che è veramente un evento gigantesco, un evento che racchiude ogni anno all'interno circa 12 milioni di persone che girano in una settimana, quindi una cosa enorme. Meraviglia. Diciamo che i cinesi sono tanti, ecco, Sì. partiamo da quella, però lì arriva da tutto il mondo, è una delle fiere più importanti, e quindi comunque anche questo lo porteremo avanti. E noi siamo felicissimi perché diciamo Io che non so quindi se grazie alla signora Caccamo che ci ha dato anche spunto di sapere qualche informazione in più. E ancora sì, saluti da parte assolutamente. di Chiara Seidita, dice buongiorno a tutti, siete energia allo stato puro, devo riconoscervi il grande valore della determinazione e noi ne siamo positivamente coinvolti. Grazie anche a Chiara Seidita per questo messaggio. Ancora il Faraone Palermo, buongiorno Catiusca e Giuseppe. Forza sempre la nostra amatissima e preziosissima Sicilia, ancora salvorendo e chef, buongiorno a tutti voi, buongiorno. Bene, abbiamo salutato i nostri amici, stavamo parlando degli ultimi punti fondamentali, dottor Giorgiani. Sì, praticamente volevo esporre l'ultimo mio punto, che era quello di inserire proprio i profili aziendali e l'offerta dei prodotti sui marketplace. Il marketplace, che uno di questi appunto sarà Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano infatti sta pensando sia al canale B2C, quindi al consumatore finale, ma nello stesso tempo verrà attivata una sezione B2B, cioè del canale business to business. Quindi anche qui le aziende potranno registrarsi al nostro portale per mettere il proprio profilo aziendale e l'offerta dei propri prodotti appunto a livello nazionale ed internazionale. Naturalmente la possibilità, diciamo che ci sono una serie di iniziative che si possono fare, come avete visto, e si possono fare anche se realmente non ci si può muovere o non ci si può andare a partecipare direttamente alle fiere, perché realmente in questo momento comunque sono bloccate. Quindi, viste comunque le attuali limitazioni alla mobilità e considerati comunque tempi prolungati di ripresa, perché realmente, ecco, un messaggio come sempre che io do è quello che il problema non è finito. Io vedo molta gente che ormai non pensa più alla mascherina, non pensa più a nulla, si vede proiettata su un mondo reale che non è quello. Purtroppo il problema coronavirus ancora c'è e ci sarà per un po' di tempo. Naturalmente nel frattempo si sono fatti notevoli passi da gigante dal punto di vista della cura, si sono fatti notevoli passi da gigante anche nel nostro sistema sanitario nazionale, perché oggi siamo passati a raddoppiare o a triplicare addirittura i posti letto. Però realmente il problema ancora c'è, esiste, e quindi non sappiamo neanche quando realmente torneremo alla normalità.
Comunque io un consiglio, l'ultimo consiglio che do è quello proprio di elaborare nuovi piani di investimento alle aziende proprio dedicate alle attività di marketing digitale, alla trasformazione digitale delle interazioni sociali, nonché alle evoluzioni delle tradizionali metodologie di vendita internazionali che realmente possono essere anche altre. Questo è un po' il mio pensiero di oggi legato all'internazionalizzazione. Internazionalizzazione perché comunque realmente anche oggi abbiamo un ospite, degli ospiti che arrivano da una parte della Sicilia bellissima, penalizzata come purtroppo gran parte della Sicilia lo è perché purtroppo ahimè in Sicilia mancano le infrastrutture, quindi è difficile, realmente difficile per le attività imprenditoriali emergere a livello internazionale. Loro ci sono riusciti, sono una bellissima realtà dell'Agrigentino e realmente io l'ho conosciuti qualche tempo fa e sono veramente una bella realtà che arriva da un posto meraviglioso che è quello dell'Agrigentino. Ti do a te la parola così la presenti presenti meglio tu il nostro ospite. Grazie, grazie dottor Giuseppe Giorgianni. Beh, noi oggi, così come anticipato ad apertura e come adesso stava proprio dicendo Giuseppe Giorgianni, ci spostiamo in una città molto bella, è la città di Cammarata, siamo in provincia di Agrigento, il territorio è un territorio ricchissimo. Mi piace dire che a Cammarata, nella città di Cammarata, c'è veramente tante idee imprenditoriali, tanti imprenditori, per loro è veramente una cosa fondamentale cercare di creare imprenditoria. Il territorio è ricchissimo, oltre ad essere veramente molto bello, pensate, è meta di tanti percorsi naturalistici veramente di grande bellezza e noi vogliamo parlare oggi con una grande azienda, con una grande imprenditrice. Noi siamo felici di avere con noi a Io Compro Siciliano Live la dottoressa Rosalia Tatano dell'azienda Tatano. Eccola qui, buongiorno, benvenuta e bentrovata. Buongiorno, è un grandissimo piacere stare qua con voi, grazie. Noi siamo veramente felici di poter avervi ospiti. La vostra è un'azienda storica, infatti adesso le do subito la parola. La vostra è un'azienda storica, oltre 40 anni di esperienza. Devo dire, mi è piaciuto moltissimo, adesso lo farà sicuramente lei presentando la vostra azienda. Come diceva Giorgianni, voi siete riusciti veramente ad essere presenti in tutto il mondo con tante iniziative legate naturalmente alla vostra azienda, ma soprattutto dando un senso concreto, lo faremo e scopriremo tanto durante questa intervista fatta a lei. Mi è piaciuto molto durante la conversazione telefonica che abbiamo proprio avuto ieri pomeriggio, dottoressa Tatano, parlare della vostra azienda. Lei mi è piaciuto molto perché mi ha proprio tanto fatto capire quanto il vostro papà vi abbia insegnato non solo quella che era l'idea di portare avanti un'azienda che tra l'altro attenzionasse in maniera forte il territorio, ma non solo il territorio, perché poi avete veramente fatto tanto non solo per la Sicilia, ma veramente per tanti paesi e ora ne parleremo. Parliamo di, noi spesso sentiamo parlare di aziende green, spesso parliamo di quello che è iniziative eco-compatibili con il territorio, col sistema. Io adesso le lascio la parola per presentare la vostra azienda. Grazie mille. Allora, io oggi ho veramente questo grande piacere di presentarvi quella che è la nostra realtà imprenditoriale. In realtà è un sogno che noi stiamo portando avanti, un sogno che ha avuto luogo tantissimi anni fa grazie ai miei nonni. È un sogno quello trasferito poi ai miei genitori, ai miei zii e oggi a noi che siamo, diciamo, i figli della Tatano. Noi abbiamo avuto il coraggio di vivere in un'idea
un'idea di avere una famiglia che fosse anche un'azienda, perché al di là di ciò che si legge sui libri, dove l'azienda è fatta di comparti gerarchici e quant'altro, noi pensiamo che in primis l'azienda sia fatta di uomini. Questi uomini, unendo le proprie forze, il proprio coraggio, le loro idee, hanno un grande potere, che è quello di contribuire a fare qualcosa di bello, ma non solo per il singolo, ma anche per la collettività. Quindi questo è uno dei capisaldi della nostra azienda: collaborare ad ogni singolo comparto aziendale nell'unità, nell'armonia, nella trasparenza, nell'onestà, ma soprattutto nella voglia di far conoscere quello che è un territorio stupendo, dove noi vogliamo lasciare un'impronta di imprenditorialità sana, un'impronta di una famiglia barra azienda unita, che propone sul mercato qualcosa che sia legato al territorio, ma che abbia un occhio verso il futuro e verso l'innovazione. Noi produciamo delle caldaie a biomassa, pellet, cippato, nocciolino di sanza, cercando di sfruttare quello che può sembrare un rifiuto, ma che in realtà noi lo trasformiamo in risorsa, perché questi combustibili che sono, come dire, che si trovano localmente, no? Quindi si parla di filiera corta e di tutela anche del territorio, possono essere recuperati e generando calore e comfort per le famiglie. Quindi diciamo che a noi ci piace molto definirci, oltre che degli imprenditori, anche degli artigiani tecnologici, no? Perché abbiamo appunto ci sentiamo nel cuore di dare al mercato un prodotto che è frutto sia del nostro ingegno, ma anche dell'abilità delle nostre mani. Quando si parla di artigianato, l'artigianato oggi ha un valore immenso, infatti noi ci sentiamo rappresentanti di un puro artigianato italiano e ogni giorno la nostra squadra di ingegneri, di architetti, di collaboratori a qualsiasi stadio collabora in maniera comune in un'unica direzione, quella di fare un prodotto che rappresenti la tutela di un territorio che non è solo quello siciliano, ma quello è ad oggi europeo. Dottoressa, io la interrompo soltanto un attimo e poi continuiamo a parlare. Da quello che lei adesso sta raccontando, sicuramente quello che viene fuori è che la vostra è diventata proprio una filosofia di vita. Noi spesso in Io Compro Siciliano parliamo proprio di nuovo lifestyle, cioè nuovo stile di vita, cercando ancor più rispetto a prima di attenzionare il nostro territorio, le nostre forze, le nostre aziende, chi siamo noi. Mi sembra anche dal suo racconto che venga fuori quanto è importante, lei parlava dei vostri collaboratori, di tutto quello che riguarda l'importanza di ogni tassello, ripeto, cosa che noi spesso diciamo. Prima di continuare le nostre interviste, e quindi continuando a parlare di filosofia di vita, perché mi piacerebbe anche che lei potesse raccontare ai nostri ospiti quelle che sono le vostre esperienze appunto nel mondo, ma vorrei fare una riflessione con lei. Azienda Tatano, Io Compro Siciliano, noi parliamo appunto di stile di vita, di rete. Secondo lei quanto è importante, anche rispetto a quelle che sono state le vostre esperienze aziendali, far rete? È fondamentale far rete, per il fatto che uniti si può andare avanti e che un'idea da sola non basta, un'idea condivisa è molto 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 più forte. Noi, vedi, questo sogno familiare lo abbiamo condiviso a tutti i nostri collaboratori e questi nostri valori aziendali, che sono ormai una filosofia di vita, è stata assorbita anche da collaboratori di tipo regionale e anche nazionale. La Tatano oggi, che non è solo un cognome ma è diventato anche il marchio commerciale del nostro prodotto, può vantare su ogni regione
italiana, dei collaboratori proprio sfegatati, diciamo così, e l'apertura anche di una sede al nord Italia, in Emilia Romagna. La sede si trova a Piacenza, che è il fiore all'occhiello del nord Italia, portata avanti sempre da membri familiari, no? Che con tanto sacrificio hanno rinunciato alla loro amatissima Sicilia per portare più avanti il nome Tatano. E poi ci sono anche altre sedi, come una sede a Bucarest da 10 anni, che già abbiamo modo di lavorare su quei mercati, che ci hanno insegnato veramente tantissimo e hanno migliorato anche il nostro prodotto, perché vedi Katiuscia, non è solo importante avere un'idea e fare un prodotto, ma è anche importante avere un approccio sempre di crescita nel miglioramento, nell'umiltà, e di cercare di fare anche un prodotto che si sposi con le necessitudini del mercato, con i combustibili del mercato, e che privilegi la manodopera del posto e le risorse del posto. Assolutamente, anche perché questo significa poi rispetto e tutela del territorio, quindi questo è fondamentale ed è una scelta che voi avete sempre fatto. Dottoressa Tatano, proprio rispetto a quella che è l'importanza della rete, lei poc'anzi stava dicendo proprio quelle che sono le vostre sedi nel mondo, ma anche quelli che sono i rapporti. Ci sono rapporti con la Francia, con la Svizzera, insomma ci sono tante cose che magari poi sfuggono durante l'intervista, però siete veramente un'azienda presente in tutto il mondo. Sì, Mi piace portare, sì, e le do subito la parola, mi piace portarle il saluto. Noi abbiamo avuto Selina Alcala che ci salutava dalla Francia, un altro nostro ospite poc'anzi che ci salutava da Londra. Adesso arrivano invece saluti da New York, da un nostro carissimo amico che è John Blandi. Buongiorno Katiuscia, felice 2 giugno a te e alla tua ospite, per cui i saluti arrivano anche dottoressa da New York. E poi c'è Giusy Giarrusso, dice: il presepe vivente di Cammarata è meraviglioso, e quindi si parla della meravigliosa città di Cammarata. Ancora Rosalba Cammino, salve. Poi c'è Giuseppe Narisi, complimenti all'azienda Tatano, e quindi complimenti, penso che conosca bene la vostra azienda. E adesso arriva anche il saluto da uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano, Davide Morici. Davide Morici scrive: buongiorno a te Katiuscia e alla tua eccellente ospite. Aziende che danno lustro e contribuiscono a mantenere alta l'identità della nostra Sicilia nel mondo. Viva la Sicilia e viva Io Compro Siciliano. Quindi grazie Davide Morici. Ancora Valentina Di Grigoli: Tatano, azienda leader nel settore in Sicilia e non solo, grande gruppo e grandi persone. Ancora Rosalba Gambino, complimenti anche alla dottoressa Tatano per la semplicità e la dolcezza nonostante la grandezza. Quindi grazie Rosalba, Rosalba è la nostra amica. Bene, dottoressa Tatano, andiamo verso un punto che mi piacerebbe con lei trattare. Voi avete sempre dedicato grande attenzione al territorio e non solo, cercando di fare sempre delle iniziative che potessero dare anche un senso sociale a quella che era la presenza dell'azienda. Vogliamo parlarne insieme? Sì, assolutamente. Allora, noi pensiamo che sia nel nostro dovere etico quello di proporre una filosofia aziendale che possa anche sposarsi con l'ambiente ed essere compatibile con lo stesso. Ogni iniziativa della Tatano è un'iniziativa a impatto zero. Diciamo, ci sono dei progetti che la Tatano finanzia, sono dei progetti di forestazione ambientale atti all'assorbimento della CO2 che noi con le nostre azioni immettiamo nell'ambiente. Noi pensiamo che uno dei cardini della nostra progettualità sia quella di progettare in maniera compatibile un prodotto. Finanziamo appunto questi 2 progetti, uno in Kenya e uno in Sicilia, dove si va a fare una piantumazione
di alberi. Questi alberi sono custoditi dalle famiglie locali che fanno crescere questi alberi, raccolgono i frutti e poi li vanno a vendere nei loro mercati locali, guadagnando anche dei soldi per poi investirli a livello sociale, a livello comunitario, per le scuole, per gli studi. E noi con questi progetti cerchiamo anche di portare avanti lo spirito del lavoro, l'importanza del sacrificio, l'importanza dello studio, e tutto nel rispetto dell'ambiente. Per quanto riguarda le iniziative invece che sono attive in Sicilia, finanziamo anche un progetto di coltivazione di alberi di arancio, dove uno lo abbiamo voluto dedicare a voi che siete, diciamo, i promotori di questa iniziativa meravigliosa. È un albero di arancio che verrà custodito da una comunità di giovani che verranno riabilitati socialmente, e che proprio dalla terra dovranno ripartire, facendo conoscere poi in tutto il mondo il nostro arancio siciliano. Quindi queste sono iniziative che vanno, ripeto a dire, a piantare questi alberi per riassorbire l'impronta ambientale che noi con le nostre azioni immettiamo sull'ambiente. Quindi penso che il nostro modo di essere dei produttori abbia anche questa sfaccettatura etica e ambientale, ed è anche giusto farlo così, perché è nel compito e nel ruolo di ogni imprenditore produrre qualcosa nella tutela dell'ambiente in cui operiamo. E questo è veramente per noi grande motivo d'orgoglio, devo dire, ancora di più oggi aver avuto la possibilità di potervi intervistare. Grazie per questo gesto che avete fatto nei nostri confronti, quindi esiste anche un alberello a nome Io Compro Siciliano. Allora, c'è un messaggio di Elisa Tatano che dice: un grande saluto a tutti con il cuore dalla sede Tatano di Piacenza, e quindi salutiamo. Ciao Elisa, lontani ma sempre vicini nel profondo alla nostra terra, quindi ciao Elisa, assolutamente, assolutamente ci fa grande piacere. Katiuscia, posso concludere dicendo una cosa? Allora, il legame con la nostra terra è un legame forte, è un legame che noi, diciamo, sentiamo come qualcosa di indescrivibile. Poter operare per il bene della nostra società, poter operare nella nostra terra dove abbiamo i nostri valori, i nostri ricordi, i nostri sogni, e far conoscere anche una Sicilia bella, una Sicilia pulita, una Sicilia fatta di persone che ogni mattina si alzano, aprono il proprio negozio e sanno quanto sia duro fare impresa in Sicilia. Noi oggi vogliamo veramente fare un augurio a tutti i vostri telespettatori, perché ci sentiamo molto vicini a loro e viviamo le loro paure, viviamo anche tutti nella speranza che possiamo andare avanti in questa terra così difficile, ma nello stesso tempo così bella, perché ti porta a sognare, e poi grazie alla nostra determinazione a fare in modo che questo sogno possa poi essere una realtà vera, una realtà imprenditoriale fatta di gente determinata, caparbia, con grande spirito di sacrificio, e che ama il proprio lavoro e che lo fa con passione. Dottoressa Tatano, queste parole per noi sono veramente tutti i giorni, devo dire, il nostro credo, perché quando diciamo identità, qualità, provenienza, includiamo veramente tutti coloro che con sacrificio, e dico con sacrificio oggi ancor più di ieri, si porta avanti la nostra storia, la nostra economia, le nostre famiglie, e quindi quello che dice lei per noi è veramente tanto sentito. Io mi permetta di chiudere, ci sono dei saluti molto belli che vorrei condividere, e oltretutto abbiamo adesso nuovamente il dottor Giorgianni con noi, così chiudiamo questo appuntamento. Allora, AgriSud, Stefano Gibellini dice: un grande saluto a tutto lo staff commerciale e produttivo della Tatano. Carmelo Giambrone, buongiorno. Da dipendente dell'azienda Tatano non posso che essere orgoglioso di lavorare per questa grande azienda.
Mariella Mamusi, grandissima azienda Tacano, meravigliose persone, un saluto dalla Sardegna. Beh, insomma, una grande famiglia, direi. È molto bello questo testo anche da parte non solo di clienti, ma dei vostri dipendenti, e questo è, diciamo, la testimonianza più grande. Dottor Giorgianni, io devo dire, quando racconto la storia dei nostri ospiti un po' mi commuovo, io forse chiedo scusa anche per questo, ma è come se questo grande entusiasmo, voi sapete, Giuseppe Giorgianni, Davide Morici, Francesco Caravello sono tre imprenditori che sin dal primo giorno hanno creduto, perché è quello che loro hanno sempre fatto prima nella loro vita, che era quello di credere nella nostra Sicilia. Io parlo come famiglia di Conto Siciliano, volevo dire sempre a tutti coloro che ogni giorno confermano la loro fiducia in noi ci crediamo perché con voi lavoriamo fortemente per concretizzare i nostri progetti, i nostri sogni che non sono rimasti sogni ma che continuano ad andare avanti. Quindi grazie Giuseppe Giorgianni, grazie Davide Morici, grazie Francesco Caravello, grazie a tutti i ragazzi. Sono veramente orgogliosa di questa famiglia. Ingegner Giorgianni, chiudiamo questo appuntamento. Grazie. Grazie a te di essere entrata in questa famiglia, perché è bellissimo. Tra l'altro, ritornando proprio al discorso che facevi prima, una delle cose che io ripeto in continuazione è proprio quella che la forza di ogni azienda è proprio sta nel proprio team. Quindi se tu riesci a fare squadra, se tu riesci ad avere un team equilibrato, coeso, riesci ad andare realmente diciamo ad arrivare in tutto il mondo, ad arrivare realmente ai piani alti. E questa è una cosa che io consiglio sempre a tutti, cerco di consigliare in ogni momento di dedicarsi sempre al team, di dedicarsi sempre ai dipendenti, e soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo, quindi una situazione di crisi, partire dal basso, anche da avere delle opinioni da parte dei dipendenti è importantissimo, perché dal basso si riesce a capire come affrontare il problema attuale e quindi risolverlo e andare ancora più in alto. E questo lo stiamo facendo anche noi in Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano abbiamo un team abbastanza ampio, perché realmente c'è un lavoro enorme che stiamo portando avanti, e anche lì realmente io non finisco mai di ringraziare i ragazzi, perché ci mettono passione, e questa passione deve essere sempre alimentata sia dalla passione che diamo noi tre, che siamo comunque gli ideatori del progetto, ma sicuramente ecco, questo si percepisce anche nelle nostre parole, si percepisce anche quando andiamo a parlare, o quando per esempio da quando abbiamo iniziato questa avventura noi postiamo una frase ogni giorno. Ecco, quella frase, qualcuno ieri mi ha scritto: ma dove le trovi tutte queste frasi ogni giorno? Certo, non è facile, ma se parti diciamo dal cuore, parti dall'obiettivo e parti dal progetto stesso, quindi che lo puoi portare avanti in ogni modo, con qualsiasi mezzo, quelle frasi divengono spontanee, e quindi questa è una cosa bella. E niente, ti ripasso la parola, così praticamente andiamo in chiusura. Va bene. Allora, noi volevamo innanzitutto dirvi, vi diamo appuntamento a domani, come sempre, Io Compro Siciliano Live alle 12. Abbiamo domani un grandissimo ospite, abbiamo il grande chef, che tra l'altro ha realizzato anche un video per noi delizioso, che è Peppe Giuffre. Domani ospite con noi, tanti altri ospiti, tante interazioni, quindi continuate a seguirci. Mi raccomando, c'è anche l'appuntamento delle 18, puntualissimi, con aperitivo social. E adesso, carissima dottoressa Tatano, volevo ringraziarla per aver accettato il nostro invito. Io le dico ad Maiora per tutto quello che fate, per l'attenzione che dedicate come sempre al territorio, quindi grazie. Grazie a voi.
Grazie a voi. Ma noi chiudiamo le nostre interviste sempre allo stesso modo. Vuole venire avanti, un po' più avanti? Dottoressa Tatano, venga un po' più avanti. Noi chiudiamo i nostri appuntamenti così perché portano bene a tutti, Questa è una certezza. Ed è così. Io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi. Grazie, a domani. Grazie a tutti.